Ho potuto incontrare, grazie a Mario Vielmo, Tarcisio Bellò e Riccarda Castagna, che ci hanno raccontato la straordinaria storia di Cristina Castagna, vicentina, alpinista, infermiera, che ha saputo davvero portare la solidarietà e l'umanità anche sulle cime più aspre. Ecco perché, leggendo le parole di Tarcisio Bellò sul libro Il coraggio dei sogni, ho desiderato portare in Consiglio regionale la storia dell'alpinismo pionieristico di vicentini che hanno scoperto e hanno aiutato a scoprire una parte di Pakistan inesplorata, completamente inesplorata, e soprattutto portare il messaggio della promozione di un alpinismo che non sia utilitaristico ed egocentrico, ma che porti al centro la solidarietà. E quindi sono molto fiera che oggi il Consiglio regionale possa ospitare alpinisti, atleti e persone tanto impegnate nella promozione di messaggi umanitari e nella promozione di progetti che riescano a sviluppare le intraprendenze e le professionalità nei territori che visitano, riportando una dignità alla vita e una dignità alla difesa dell'ambiente. Il coraggio dei sogni è un libro che racconta un viaggio sostanzialmente di 10 spedizioni alpinistiche in cui abbiamo scalato 6 montagne di 6.000 metri, 5 inviolate e 4 senza nome. Oltre alle esperienze, alle avventure, alle emozioni e anche ai momenti difficili e dolorosi, ma anche divertenti, raccontiamo di un aspetto solidale del nostro lavoro in quelle vallate, nel villaggio di Gotolti, per la precisione, a nord del Pakistan, dove abbiamo costruito un ponte, l'acquedotto e le fondazioni del centro Cristina Castagna, che poi è in via di completamento da un paio di anni, e l'anno prossimo inaugureremo, il 10 di agosto ci sarà una grande festa, si può dire, con trekchinisti, alpinisti italiani, vicentini, veneti, che parteciperanno alle spedizioni, verranno lì a questo centro, e anche col concorso della popolazione locale e delle autorità regionali del Gilgit-Baltistan. Noi siamo fieri di onorare l'Italia e il Veneto con questa iniziativa, perché diciamo con anche una piccola spesa, diciamo, perché abbiamo investito 220.000 euro in realtà, però possiamo fare molto per diciamo, il comparto turistico del Pakistan, con questo centro dove vogliamo fare formazione di alpinisti d'alta quota e guide alpine, in modo da dare una sinergia al comparto turistico e sviluppare questo settore e dare economia a un'intera area e valle. Noi siamo felici che siamo ormai alla fine di questo progetto, e concretizzarlo è stato veramente un grande sogno.